La Marina Militare Italiana celebra oggi la sua festa. Ai piedi del monumento in onore dei caduti del mare, qui a Porto Empedocle, si sono raccolti i reduci e i combattenti dell'AMNI, Associazione Nazionale Marinai d'Italia, con accanto le nuove leve, i militari della Capitaneria di Porto, insieme a confermare la presenza della Marina Militare Italiana, sempre in prima linea anche in operazioni umanitarie in Italia e all'estero. Con loro molti cittadini che hanno voluto rendere il doveroso omaggio a una delle istituzioni militari più amate e affascinanti, qual è la Marina Militare Italiana. A fare gli onori di casa il comandante della Capitaneria di Porto, il capitano di fregata Filippo Parisi, con un bicchetto armato che ha reso gli onori militari al prefetto di Agrigento, Dario Caputo, alla presenza del sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, e delle massime autorità civili e militari della provincia. Il presidio in provincia di Agrigento rappresentato dalla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, il comandante Parisi. Sì, oggi in effetti è il 10 giugno che ricorre l'anniversario della gloriosa impresa di Premuda di Luigi Rizzo, che insomma poi è rimasta come festa nazionale per la Marina Militare, e in ricordo appunto di tutti i sacrifici fatti dal personale della Marina, compreso ovviamente quello del Corpo delle Capitanerie di Porto. Celebriamo in maniera molto alla presenza di tutte le autorità civili e militari questa festa, in ricordo appunto del sacrificio quotidiano di tutto il personale della Marina. L'azione civile della Guardia Costiera, soprattutto per la salvaguardia della vita umana in mare. Sì, questo è uno dei compiti fondamentali della Guardia Costiera, in particolare in questo lembo d'Italia direttamente prospiciente alle coste africane, da cui arrivano appunto i flussi di extracomunitari che abbiamo appunto l'obbligo di salvare. È un impegno quotidiano, come sapete, soprattutto nell'isola di Lampedusa, dove abbiamo un presidio nostro con la 7ª squadriglia. La sua permanenza a Porto Empedocle si concluderà tra qualche mese. Un primo e velocissimo bilancio? Sì, sicuramente positivo per l'impegno che abbiamo profuso e soprattutto per i risultati che abbiamo ottenuto, di cui doverosamente dovrò dar conto soprattutto al personale che in questi 2 anni mi ha seguito. Ne daremo sicuramente conto il giorno della cessione del comando. È seguita la cerimonia dell'alzabandiera e la deposizione della corona ai piedi del monumento ai caduti del mare. La festa della Marina Militare Italiana ricorre il 10 giugno, ma si è celebrata oggi a Porto Empedocle, così come in tutta Italia. La giornata del 10 giugno fu scelta in ricordo dell'impresa della squadriglia di MAS del comandante Luigi Rizzo e del guardiamarina Giuseppe Aonzo, nelle acque dell'isola di Premuda nel mare Adriatico, dove si compì una delle pagine più belle ed ardimentose della Prima Guerra Mondiale. Quella notte i MAS si luravano 2 corazzate austriache, un'azione che strongò sul nascere una pericolosa incursione della flotta austriaca contro lo sbarramento del canale d'Otranto. Per effetto dell'azione fu così grande che le navi austriache non tentarono più nessuna sortita offensiva. Quindi celebriamo in questa giornata la Marina Militare e il Corpo delle Capitanerie di Porto con il minimo del formalismo, con il massimo della gratitudine per quello che questi corpi, i loro uomini e le loro donne, fanno a tutela, a protezione degli italiani, a protezione di chi in mare si trova in difficoltà. Quindi è una giornata di festa dedicata a loro con il massimo del ringraziamento. Ai militari e agli intervenuti è arrivato il messaggio del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri. Dopo la lettura della suggestiva preghiera del marinaio si è proceduto alla consegna delle onorificenze.